siamo in tanti ed è una bellissima cosa e vi ringrazio anche della partecipazione. Questa iniziativa è uno dei tanti tragitti che lo CGIL e la CGIL intera sta facendo a tutela dei diritti delle persone. L'iniziativa di oggi, con dei relatori importanti che verranno poi meglio declinati nella conoscenza da Francesca Lamon, che è la segretaria dello SPI di Mestre, scusate. Sono 16 le leghe. Sono 16 le leghe, sì, e che modererà la mattinata. Dicevo che il tema è della violenza. Purtroppo noi avevamo organizzato questa iniziativa che si compone della mostra che spero abbiate potuto vedere, l'iniziativa di questa mattina e di quella di domani pomeriggio, prima che succedesse l'ultimo, che poi non è stato l'ultimo perché ce ne sono stati già altri due, quindi in uno scenario che ha veramente peggiorato molto la situazione, che però sembra abbia anche innescato una voglia, soprattutto delle donne, di rivendicare, insomma, una lotta per i diritti. La violenza noi sappiamo che si declina in tante maniere, non è solo quella fisica, quella estrema che porta alla morte, ma ci sono tanti tipi di violenza, quella che vengono fatta a livello economico, per cui le donne con le pensioni più basse degli uomini, senza autonomia, eccetera, la violenza che parla del linguaggio, e quindi voglio dire, ci sono tanti tipi di violenze. Le combattiamo salvaguardando i diritti umani, che poi sono quelli della nostra Costituzione, non è che dobbiamo inventare grandi interpretazioni, e sono quelle che lo CGIL e la CGIL tutta mette in atto le azioni per poterli rendere fruibili da tutti. Quindi io vi ringrazio, sono anche contenta perché anche voi siete parte di questo piccolo tragitto che noi facciamo. Grazie e do la parola. Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Giulia Cavalletto e Claudia Stefani, poi Francesca. Volevamo solo portare i saluti dell'amministrazione comunale, in particolar modo della Presidente del Consiglio Comunale Linda Damiano, che non ha potuto essere qui oggi, però appunto ci teneva e sta partecipando a tutti gli eventi del Novembre Donna, ecco. E poi a tutte le colleghe del centro. Allora, molto bene, grazie della presenza a tutte. Si sente? Sì, perfetto, forte e chiaro. Allora, sì, questo è un tragitto che abbiamo iniziato e sono molto contenta che siamo qui insieme con Massimo Michelozzi, che è il nostro pezzo forte, orgogliosamente iscritto al Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, e prima lo stesso ha dato un forte contributo anche al sindacato, e alle nostre operatrici del centro antiviolenza che fanno un lavoro quotidiano e in profondità, e senza di loro andremo poco avanti. Quello che tocca a me come compito è quello un po' di cercare di moderare Massimo Michelozzi, che ha un fiume di cose da dire, perché sono tante da dire, le spavento fin dall'inizio, ma io di lui apprezzo molto anche la capacità di tradurre in parole comprensibili a noi che non siamo né giuriste né altro, almeno per quanto mi riguarda, magari tra il pubblico ce ne sono, e le traduce in termini molto comprensibili. Poi sono molto contenta di dare la parola al centro antiviolenza, perché ci racconterà invece dal di dentro come si vive chi decide di compiere un passo così complicato e difficile, e che è solo il primo passo per loro per cercare di uscire dalla violenza. Quest'estate, quando abbiamo ideato questa mostra Tragite e diritti,
abbiamo cercato di dare un segnale come Sindacato Pensionati Italiani e come Camera del Lavoro di Venezia, perché le donne appartenenti ai rispettivi coordinamenti da tanto tempo fanno delle riflessioni, da tanti anni, da tanti decenni, però volevamo dare un segno tangibile e cercare di esprimere quello che è il nostro pensiero su un tema così complesso. Per cui abbiamo pensato che avrebbe potuto essere una mostra fotografica collettiva che raccoglie le opere e gli scatti sia di professioniste e professionisti che di scatti e immagini amatoriali, perché non è tanto la mostra in sé che ci interessava, ma il messaggio che vogliamo trasmettere, che è esattamente contenuto nel titolo, cioè tragitti e diritti, perché pensiamo che prima di tutto sia un tragittare molto, molto lento, molto lungo e che però sia inevitabile doverlo percorrere, dico, a tutte le età, dalle bambine, dalle più giovani fino a che avremo fiato. E l'altro aspetto è che per modificare dei comportamenti così violenti, dopo ci racconteranno come i femminicidi sono solo l'apice e la punta di tanti atteggiamenti che vanno dai linguaggi, dalle risate, dalle facezie, delle battute poco opportune, via via con un certo escalation. E l'unica maniera è quella di fare un percorso che porti verso i diritti e l'affermazione dei diritti. Per cui se mi guardo indietro penso che la strada sia ancora lunga e che però abbiamo ottenuto molte cose, almeno qui da noi, in questa isola felice nella quale viviamo. E parlavo ieri con un signore che è passato alla mostra che era incredulo nel vedere l'elenco delle donne uccise. Noi le abbiamo solo dal 2015 al 2017 e mi dicevo guardi che continua, ed era incredulo di fronte a questo elenco, perché dice ma è solo una questione individuale? No, è un fenomeno, chiamiamolo culturale, chiamiamolo di mentalità, però insomma va scardinato. E sempre vi riporto anche altre impressioni che ho ricevuto in questi giorni dalla mostra. Per esempio ieri, l'altro giorno, è passato un altro signore, devo dire che è visitata anche con curiosità, e un po' di curiosità, un po' di sospetto anche da parte degli uomini, un po' di circospezione, però entrano nelle sale. E questo signore diceva, riferito all'ultimo femminicidio che tanto c'è, penultimo, terzultimo, non so, quello di Giulia, che tanto ci ha colpito, forse perché è vicino, perché è giovane, per tanti elementi, tanti componenti ci sono. Però lui portava una minimizzazione e diceva vabbè, può succedere. Guardi, succede. E succede che una persona si trasforma in un assassino, perché poi alla fine, è il termine corretto, nella vulgata diventa un assassino perché compie un'azione. E continuava in questa sua interpretazione dicendo vabbè, però insomma dai, può capitare. Allora, proprio rispetto a questa minimizzazione che esiste, che c'è, ci piacerebbe molto indagare come viene vista anche all'interno dell'apparato giudiziario e quando si arriva a sentenza, quando si arriva a iniziare tutto un percorso giudiziario. Per cui non vorrei togliere via tempo, però questo concetto della semplificazione dei fatti a me colpisce molto, perché da quando abbiamo visto negli anni 80, fine anni 70, Processo per stupro, molti di noi l'hanno visto, e se non l'avete fatto vi invito a farlo perché è facilmente reperibile in rete.
Il linguaggio utilizzato dagli avvocati, dal pubblico in sala, è stato molto pesante e anche molto efficace, e solo una persona della statura di Tina Ladostana Bassi ha saputo tenere testa a un processo così difficile. Tina non era da sola, Tina era accompagnata dai movimenti femministi che si sono costituiti parte civile, per cui è parte di un percorso senza il quale non saremmo arrivati a alcune sentenze favorevoli, ma persistono altre sentenze che minimizzano i fatti che accadono. Per cui io adesso darei la parola subito a Massimo Michelozzi, che ci accompagna in questa strada, e lui è stato fino al 2021 sostituto procuratore alla procura presso il Tribunale di Venezia, però per molti anni è stato inserito tra gli altri nel gruppo di lavoro specialistico che si chiama Reati commessi in danno delle fasce deboli, ovvero quelli comprendenti reati di violenza di genere e domestica, ma anche reati in materia di prostituzione e in danno dei minori. Minori è l'altro aspetto molto problematico, molto importante, che viene molto spesso dimenticato, e anche la prostituzione minorile e pornografia minorile, per cui sono molto curiosa e molto attenta a quello che ci racconterai del tuo vissuto e della tua esperienza, e ti ringrazio in anticipo. Buongiorno a tutti e a tutti, ringrazio ovviamente il mio sindacato per avermi invitato a parlare oggi, ringrazio un po' meno la segretaria per avermi tolto metà dell'intervento, cioè per avervi da un lato spaventati sul fatto che dirò un sacco di cose, dall'altro illusi che sarò chiaro. Ci proverò, ma insomma non è facile perché dovrò per forza usare delle espressioni anche tecniche, cercherò comunque sempre di spiegarle. Allora, come detto, io mi sono occupato quasi sempre, sono sempre stato in procura fino a Palermo, poi a Venezia, sono quasi sempre occupato in particolare di reati contro le cosiddette fasce deboli, quindi donne e minori. A Venezia poi spiegherò come funzionava. Io però ho bisogno di fare un po' una premessa su quella che è la normativa che disciplina la materia, perché serve per far capire come lavora una procura e come lavorano i tribunali qua in materia appunto di questi reati di violenza di genere e domestica. E allora quindi comincerò a parlare di questo, vi chiedo di avere pazienza per questa prima parte, è come un po' leggere il nome della rosa, se si superano le prime pagine poi diventa più interessante, spero che sia così anche per me. Allora, la normativa che cerca di tutelare le persone offese e di prevenire e reprimere e bloccare le progressioni di reati di violenza di genere e domestica ha avuto una prima svolta fondamentale nel 2019 con la legge cosiddetta Codice Rosso, che per la prima volta ha identificato quelli che sono i reati appunto di genere e di violenza domestica per dargli una particolare disciplina. Quindi prima parlerò appunto della normativa, poi parlerò della realtà della violenza contro le donne, qualche statistica, qualche dato, e poi la risposta giudiziaria, e lì ne avvarrò dei risultati della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che sono un'altra forma di violenza di genere, che è stata istituita dal Senato e ha concluso i lavori nel 2021. Per arrivare poi quindi all'esperienza proprio al lavoro di una Procura della Repubblica relativamente a questo tipo di reati. Allora, per quanto riguarda, come dicevo, la normativa, come ho detto, la data un po' di inizio di questa particolare attenzione ai reati, non che prima non ci fossero i reati, ma diciamo che erano trattati un po' come tutti gli altri. Dal 2019, legge 69, si stabilisce, si prevede che alcuni reati contro la libertà sessuale, tutti i reati di violenza sessuale, tutti i maltrattamenti in famiglia, gli atti sessuali con minorenne, corruzione minorenne, atti persecutori in particolare, ma poi anche altri reati, il revenge porn,
la deformazione dell'aspetto con lo stregio, la volta, eccetera, eccetera. Tutti questi reati devono avere un percorso particolare, il cosiddetto codice rosso, mutuando un po' dal linguaggio dei pronto soccorsi. Poi vedremo che l'analogia c'è, ma anche no. No, perché. Quindi dando per la trattazione di questi reati un percorso preferenziale e prioritario. Questo deve essere trattati con urgenza, si devono evitare delle interruzioni, delle stasi nel procedimento, per esempio deve andare avanti con velocità per tutelare la persona offesa, per impedire che mentre avanti il procedimento continui la violenza, si aggravino i maltrattamenti, si aggravino gli atti persecutori. E quindi ecco, per arrivare anche velocemente a misure cautelari che appunto impediscano questa progressione. Allora, cosa ha stabilito questa legge? Lo dico solo per far capire un po' come funziona. Allora, quando la polizia giudiziaria, quindi le forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ricevono notizia o perché vengono chiamati a intervenire d'urgenza per una situazione o perché ricevono una denuncia alla querela, immediatamente devono comunicare al pubblico ministero, telefonano al pubblico ministero del turno e spiegano i fatti, e poi senza ritardo devono mandare anche i documenti alla procura. Appena i documenti arrivano dalla polizia giudiziaria, arrivano in procura, deve essere iscritto al procedimento e il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere o personalmente o incaricando le forze di polizia di sentire, di assumere informazioni dalla persona offesa, col termine di 3 giorni dalla iscrizione al procedimento. Dopodiché il PM decide che indagini fare, fa la delega, si dice, alla polizia giudiziaria, e la polizia giudiziaria ha l'obbligo di svolgere queste indagini senza ritardo, assolutamente per sollecitare così. E poi di mandare senza ritardo tutta la documentazione che ha raccolto al pubblico ministero. Poi, sempre questa legge aveva previsto questo proprio per dare questo percorso prioritario e preferenziale. Poi la legge aveva previsto anche a tutte le persone offese obblighi di comunicazione, di informazione su dove può essere assistita, dove può trovare protezione, di comunicazione alla persona offesa di quando finisce una misura cautelare, quando l'autore del reato esce dal carcere, perché non si trovi la persona offesa il violentatore o il violento, il molestatore o il persecutore sotto casa o in casa senza che lo sappia. Ecco, poi aveva previsto la possibilità di applicare il braccialetto elettronico nel caso di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Vedremo che è una delle misure cautelari che si usano in questo caso. Coordinare le autorità giudiziarie, quella civile e quella penale, perché si parlino quando c'è una causa civile tra persone che però contemporaneamente hanno anche un procedimento penale perché lui normalmente si comporta male nei confronti di lei, ci sia questo coordinamento. Relativamente al responsabile di questi reati è previsto che la sospensione condizionale della pena, quando uno si arriva alla condanna ma il giudice decide di sospenderne l'esecuzione a condizione che non vengano commessi poi un certo arco di tempo altri reati, questa sospensione debba essere subordinata alla partecipazione del condannato a un percorso di recupero presso centri che si occupano di questo recupero. Adesso con la nuova legge, l'ultima legge approvata 3 giorni fa, questo percorso non è solo sufficiente la partecipazione per la sospensione condizionale, ma anche proprio il superamento con esito positivo. E infine ha previsto la formazione degli operatori, eccetera. Questo lo prevedeva la legge 62. Poi sono state altre modifiche, integrazioni. La riforma Cartabia è andata a disciplinare in particolare il procedimento civile, quando nella causa civile per separazione, divorzio, escano fatti di maltrattamento, di persecuzione, di violenza. Se questi fatti vengono presentati da una delle parti, ecco che si instaura un procedimento snello, abbastanza informale e rapido, sommario anche, per arrivare al più presto possibile ai cosiddetti ordini di protezione del giudice civile, che può
metterli in parallelo al procedimento penale. Questo ha fatto la legge Tartaglia, poi c'è stata una legge che ha introdotto la vigilanza del procuratore sull'osservanza da parte dei sostituti dei termini di 3 giorni. Questa è un po' meno utile perché un po' perché si osservano, un po' perché se non si osservano, magari perché no, la polizia giudiziaria ha un miliardo di cose da fare comunque. E poi si arriva finalmente, ma qui ne parlerò proprio 2 minuti, sulla legge approvata 3 giorni fa, anche perché non è ancora in vigore. Ma questa legge è importante perché cerca un po', come dire, di chiudere, completare il quadro delle forme di prevenzione e repressione dei reati di violenza di genere e domestica, andando a, come dire, prevedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un certo numero di reati, l'arresto in flagranza differita, cioè la possibilità di procedere all'arresto non solo se si arriva al momento in cui uno commette una violenza, oppure se uno aggredisce, oppure se uno perseguita una donna, ma anche se c'è una denuncia, per cui non si può procedere ovviamente all'arresto perché non c'è una flagranza, ma poi magari viene documentato con filmati anche del telefonino, oppure magari facendo vedere le chat, che uno sta magari pedinando la donna, sta mandando minacce via SMS o via chat, insomma. Ecco, in questi casi c'è la possibilità di fare questo arresto in flagranza differita entro 48 ore appunto dalla notizia. E poi è andata a disciplinare meglio quello che è l'ammonimento del questore, che è un'altra delle misure di prevenzione, che però, attenzione, per capirsi su prevenzione, non è che impediscono che succedano i reati, perché deve essere già successo un reato, quantomeno un fatto reato, cioè un fatto che astrattamente è reato, una minaccia, un'aggressione, una lesione, ecco, perché solo in quel caso, quando il questore riceve la notizia di questo, può procedere a questo ammonimento. E quindi sono andati a disciplinare meglio questo. È stato introdotto come questa novità assoluta la possibilità per il PM, attualmente è solo la polizia giudiziaria che ha la possibilità di fare l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Arrivava su richiesta di una donna, normalmente per intervenire in un momento di aggressione, arriva in casa, la donna gli fa vedere 10 referti di pronto soccorsi di cui è andata 10 volte, i bambini stanno piangendo, la donna mostra segni di violenza sul corpo. Allora la PG cosa fa? Di fronte a questa situazione fa questo provvedimento d'urgenza di allontanamento dell'aggressore, del violento, del persecutore dalla casa familiare. Con questa nuova legge anche il pubblico ministero può disporre lui stesso questo allontanamento d'urgenza, che poi ovviamente, come quello fatto dalla polizia giudiziaria, andrà convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Poi è prevista l'obbligo di comunicare sempre, già dal momento della querela, ma anche poi nel momento in cui finissero le misure cautelari o la detenzione, di comunicare al questore il fatto, perché il questore possa chiedere misure di prevenzione, e al prefetto perché possa fare la cosiddetta vigilanza dinamica, cioè mandare la polizia con una macchina che stia vicino alla casa della persona, della vittima. Poi si vuole velocizzare la fase cautelare, ponendo che il PM debba decidere se chiedere o meno la misura entro 30 giorni e che il GIP, che è il giudice per le indagini preliminari, provveda su questa richiesta entro 20 giorni. Sono termini un po' così che purtroppo lasciano un po' il tempo che trovano, da un lato perché è chiaro che nei casi di urgenza il PM la fa subito ed è chiaro che il GIP la fa subito, ma se il GIP è come l'ufficio del GIP di Venezia, che ha pochissimi giudici ai quali arrivano decine di richieste di misure, è chiaro che fa quello che può. E poi vabbè, altre norme di cui non posso adesso ovviamente parlare. Ecco,
Quindi ha cercato un po', come dire, di chiudere, ha introdotto nuovi reati, la violazione degli ordini di protezione del giudice civile, la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale stabilita dal Presidente del Tribunale di Urgenza. Sono nuovi reati, poi vedremo se introdurre nuovi reati serve o meno. Questo è quello che fa la nuova legge. Allora, 2 parole su alcuni dati sulla violenza contro le donne domestiche. Allora, proprio nella ultima legge, il disegno di legge è accompagnato da un'analisi dove appunto che dà dei dati. Questi dati sono così, fanno un po' capire che c'è un andamento un po' altalenante ma abbastanza omogeneo dei reati denunciati. Attenzione, reati denunciati, che è una cosa ben diversa dalla realtà. Reati denunciati, e dà per esempio nel quadriennio 2019-2022 i maltrattamenti in famiglia vanno dai 20 ai 23.000, gli atti persecutori, il cosiddetto stalking, dai 16.000 ai 18.000, le violenze sessuali tra 4.000 e 6.000. Ma questo in che anno? In che nazionale? Però ripeto, all'anno, però ripeto quelli denunciati. E i femminicidi anche lì sono circa, allora, sul numero totale degli omicidi ormai il 40% sono omicidi in danno di donne e di questi la gran parte sono femminicidi, cioè motivati da ragioni di genere, sottomissione della donna oppure la donna che cerca di ribellarsi alla sottomissione. Quindi circa un centinaio di femminicidi all'anno, dato. Ecco, quello che è interessante è che per esempio anche il 70% dei femminicidi sono fatti da o partner o ex partner. Un altro dato che poco si sa, nel caso di femminicidi viene fuori che solo il 63% delle donne uccise non aveva mai detto a nessuno, ufficialmente, e solo il 15% aveva, prima del femminicidio, di atti precedenti, di violenze, di maltrattamenti, solo il 15% aveva fatto denuncia, solo il 9% si era rivolti a un avvocato, vedremo poi l'importanza dell'avvocato in questi casi, solo il 2% si era rivolto ai centri antiviolenza. Poi per quanto riguarda l'andamento dei processi, vabbè, poi ne parleremo dopo, l'80% era stato definito con sentenze di rito abbreviato e qui c'è una novità. Dal 2018 il giudizio abbreviato, cioè quello che prevede uno sconto di pena di 1/3 e che faceva quindi scendere di molto l'entità delle condanne ai casi femminicidi e tante volte faceva gridare allo scandalo, ma era semplicemente un dato tecnico. Se uno sceglie il cosiddetto rito abbreviato ha diritto a uno sconto di pena per qualsiasi reato. Dal 2018 in poi il legislatore ha deciso che non si poteva più fare il rito abbreviato nel caso di reati puniti con l'ergastolo. Nel caso in particolare delle violenze, dei femminicidi, normalmente fino a 2019 l'omicidio in danno del coniuge, una moglie, era punito con la pena da 24 a 30 anni, non con l'ergastolo. Dal 2019 in poi è punito con l'ergastolo. E allora però nel caso appunto di reato punito con l'ergastolo, dal 2019 non si può più fare il giudizio abbreviato. Questa è stata, diciamo, la motivazione era appunto per non far scendere troppo le pene. L'altra faccia della medaglia è che il giudizio abbreviato è un giudizio che ti garantisce di arrivare celermente a una condanna. Il giudizio dibattimento ordinario è tutta un'altra cosa. Quindi non so quanto sia stato utile questa scelta legislativa. Vabbè, vedremo poi come sono andati i processi. La risposta giudiziaria, ecco qui la Commissione parlamentare ha fatto un ottimo lavoro perché ha rilevato innanzitutto quali sono i problemi di organizzazione delle procure. Ha rilevato che, questo parliamo del 2021, sono dati aggiornatissimi comunque,
ben il 10% delle procure, non è poco, non aveva un gruppo di magistrati specializzati che seguissero i reati di violenza del genere e domestica. Dove c'era invece il gruppo per questi reati, gli stessi magistrati che se ne occupavano, però dovevano occuparsi anche di altre cose, questo lo vedremo, e soprattutto quelle che funzionavano meno erano le piccole procure. Questo è un problema perché attualmente c'è una tendenza, un auspicio per tanti di tornare a riaprire i cosiddetti tribunalini, quando la magistratura è da sempre che cerca di far capire che i tribunalini non possono funzionare per motivi che adesso è lungo da spiegare. Ha rilevato che nei tribunali civili, questo però prima della riforma Cartabia, che ha, come ho detto, instaurato questo procedimento snello per arrivare agli ordini di protezione, nei tribunali, nel 95% dei tribunali civili, non veniva neanche rilevato il dato dei maltrattamenti, delle violenze che pure uscivano fuori durante la causa civile della separazione. Non veniva neanche rilevato il dato, quindi per dire la scarsa attenzione. Ecco, nei procedimenti relativi ai casi di femminicidio, questa commissione ha rilevato che relativamente ai procedimenti per reati precedenti, quel 15% che abbiamo visto di casi in cui donne avevano denunciato prima del femminicidio fatti di maltrattamenti, di lesioni, di stalking, tante volte, diciamo così, non era stata capita dalla polizia giudiziaria, dalla magistratura, che si trattasse di maltrattamento, di violenza, di lesioni, perché veniva qualificato anche per via di quello che dicevano i vicini. Tante volte si chiede ai vicini: voi sentivate qualcosa? Si sentiamo urla di chi? Non si capiva, di tutti e due. Allora è chiaro che qualche volta succedeva che questi fatti venivano classificati come conflittualità reciproca, cioè litigano, per dire. Quindi anche una certa sottovalutazione delle remissioni di querela, vedremo poi, ne parleranno le altre relatrici che saranno molto più interessanti di me, purtroppo. Comunque, queste remissioni di querele succede molto spesso, ma perché succede? Per un sacco di condizionamenti della vittima, pressioni dei familiari che cercano di fare riconsigliare i coniugi, minacce dello stesso autore dei reati, speranza che sia finita lì, che non lo faccia più, promesse di cambiare. No? Ecco, in questi casi ha rilevato la Commissione, ma qui vedremo se è giusto o meno, ha rilevato che sono stati presi sotto gamba, sottovalutati questi fatti di remissione di querela. E poi ha rilevato che in certi casi non è stata esclusa l'aggravante della premeditazione, solo sulla base delle dichiarazioni dell'autore, che ha detto: ma ho avuto un raptus, gelosia o di rabbia, e quindi non è che lo pensava di farlo prima. Qualche volta è stata esclusa l'aggravante dei motivi avvietti e futili, non riconoscendo come tali la gelosia, ma qui la giurisprudenza è abbastanza ferma nel stabilire che la gelosia è un motivo avvietto e futile. Qualche volta è successo che la gelosia sia stata usata invece per diminuire la pena, per dire: ma in fin dei conti, come dire, la gelosia ha condizionato molto l'autore. Qualche volta è stata esclusa l'aggravante della crudeltà. Io ho avuto un caso di più di 60 coltellate, ma questo viene visto alla giurisprudenza, però questa è un'interpretazione che è basata sul codice, che questo magari è solo, come dire, una ripetizione frenetica, ma non, diciamo, tra virgolette, che qualifica crudeltà. Comunque, poi le circostanze attenuanti sono state concesse tante volte per l'incensuratezza, qualche volta per la condotta processuale dell'autore, che ha collaborato, tra virgolette, con le indagini, il suo pentimento, qualche volta anche l'età, se tiene conto, o l'età avanzata o la giovane età, che deve quindi far commisurare la pena perché abbia una funzione rieducatrice, no?
Ecco, invece ecco, questo tranquillizzarsi sui casi di assoluzioni per vizio totale o totale di mente, sono stati molto pochi, sono 7% su tutte le sentenze, e anche le diminuzioni di pena per vizio parziale di mente sono ancora meno. Finalmente arriviamo all'esperienza di una Procura della Repubblica, adesso cercherò di essere più pratico, concreto. Allora, Procura di Venezia, io parlo. So che l'organizzazione è uguale anche adesso, ho parlato con colleghi, fino a quando c'ero io era, ma ripeto, è ancora fatta così. Per la trattazione di questi reati in danno delle cosiddette fasce deboli, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti, reati sessuali, prostituzione minorile, pornografia minorile, adescamento minorile, eccetera, c'è un gruppo apposito, un gruppo di specializzazione di magistrati della Procura, gruppo di lavoro composto da dei magistrati che dipende ovviamente dall'andamento degli organici della Procura. Se si è sotto organico diminuisce, se è a pieno organico cresce. Normalmente sui 5 o 6 magistrati della Procura si occupano di questi reati, però attenzione, questi stessi magistrati fanno parte anche di altri 2 gruppi di specializzazione, che può essere stupefacenti, può essere tutela del lavoro, può essere reati contro la pubblica amministrazione. E poi questi stessi magistrati devono fare anche i reati cosiddetti generici, cioè quelli che non sono in un gruppo di reati di specializzazione, vanno in udienza, svolgono la funzione di PM in udienza e ovviamente fanno il cosiddetto turno esterno, che è il turno di 3 o 4 giorni ogni mese e mezzo circa, in cui un magistrato riceve il temuto e odiato telefonino su cui arrivano tutte le telefonate di tutte le forze di polizia di tutta la provincia, giorno e notte ovviamente, che segnalano le urgenze, gli arresti, le perquisizioni, i morti, eccetera. I magistrati di questo gruppo fanno anche a rotazione gli adempimenti in materia civile, gli interventi nelle cause di separazione e divorzio, devono dare pareri, fare conclusioni, e poi anche una materia molto importante dei ricorsi contro i dinieghi di protezione internazionale, quindi per capire quante cose fa una magistrato. Allora, poi per trattare sollecitamente, come vuole il legislatore, i reati da codice rosso, c'è un turno fasce deboli codice rosso, c'è una settimana in cui a rotazione uno di questi magistrati del gruppo fasce deboli riceve tutti i fascicoli, i procedimenti che arrivano in quella settimana per quel tipo di reati. Naturalmente questo magistrato che riceve questi fascicoli deve subito fare cosa? Vedremo, fa altre cose, va in udienza, segue le altre indagini, non è che smette le indagini o non va più in udienza perché nella settimana codice rosso. Allora, arriva, per essere pratici, arriva la notizia del reato, no? Dalla polizia. Si iscrive immediatamente il procedimento al registro generale, lo stesso giorno il fascicolo del procedimento viene portato al pubblico ministero. Questo fascicolo contiene poche cose all'inizio, può essere solo la denuncia a querela, può essere un referto di pronto soccorso, un sequestro di un coltello, pochi atti, un verbale di assunzione di informazioni, eccetera. Il PM cosa fa? Immediatamente lo esamina e decide cosa fare. Innanzitutto se far sentire la persona offesa che non abbia già dichiarato, se sentirla lui stesso, succede in pochi casi per motivi di tempo, più spesso fa sentire la polizia giudiziaria, e fa la famosa delega. Questa delega contiene tutte le indagini che secondo il PM in quel particolare caso vanno fatte, sentire testimoni, acquisire documentazione medica, acquisire tabulati telefonici, tutte le indagini che vanno fatte, e vedremo dopo l'importanza di farle tutte bene. Ecco, eventualmente nomina un consulente tecnico nel caso in cui ci sia un sospetto di abuso su minori molto piccoli. Bisogna nominare un consulente tecnico che studi un po' il minore per capire, insomma, ecco, non dico la credibilità, ma insomma, ecco, cosa può essere successo. In caso
altro caso, non arriva notizia di reato con la sola denuncia, ma invece c'è stato un allontanamento d'urgenza. Come ho detto prima, la polizia arriva in casa dove stanno succedendo di fatti, allontana d'urgenza, allora in quel caso il PM deve chiedere al GIP la convalida di questo allontanamento. Dopodiché queste indagini non è che vanno via lisce, perché magari dopo la prima delle indagini ti arriva l'esito e ti accorgi che devi fare altre indagini, perché un testimone ha detto che la stessa cosa è stata raccontata anche a un altro, che ha incontrato la persona offesa, c'era un'altra persona assieme, allora bisogna fare un'altra delega. Ecco, naturalmente poi quando si arriva, in base a queste prime indagini, a una soglia che però deve essere di gravi indizi, perché solo lì, solo in quel caso si può chiedere una misura cautelare, quando si arriva a questa soglia, ecco che il PM, se necessario, se ritiene che sia necessario, e fa la richiesta di misura cautelare al GIP. Quando il GIP la dispone con ordinanza, manda l'ordinanza al PM e il PM la fa eseguire. Poi il PM deve fare un'altra cosa: nel caso in cui la persona offesa o il testimone sia minore, oppure sia una persona fragile, oppure sia una prostituta straniera che vive in albergo e che se ne va dopo pochi giorni, quando si può pensare che la persona offesa o il testimone non sia più possibile successivamente in dibattimento sentirlo, come sarebbe la fisiologia dell'andamento, deve chiedere l'incidente probatorio, cioè una udienza davanti al giudice per le indagini preliminari in cui appunto si sente in maniera protetta, con stanze diverse, si sente la vittima o un testimone minore oppure, ripeto, una persona fragile. Quindi poi il PM deve andare a questa udienza e poi dopo, alla fine delle indagini, chiederà ovviamente al GIP, può chiedere durante le indagini l'aggravamento della misura. Allora, quali misure si applicano normalmente in casi di violenza di genere e domestica? Si chiede, salvo i casi più gravi dove si può chiedere direttamente gli arresti domiciliari oppure la custodia cautelare in carcere, normalmente le misure più applicate sono l'allontanamento dalla casa familiare quando non ci abbia già proceduto d'urgenza la polizia giudiziaria, oppure il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Ecco, quando poi le indagini sono chiuse perché si è raggiunta, diciamo così, una completezza per cui risulta non necessario fare ulteriori indagini, dove il PM dovrà o chiedere l'archiviazione in caso in cui non sia uscito provato il reato oppure sia un reato diverso, altrimenti deve chiudere l'indagine con un avviso di conclusione delle indagini, poi deve andare all'udienza preliminare davanti al GIP, oppure e poi dovrà fare l'interrogatorio dell'indagato se l'indagato chiede di essere sentito, dovrà andare all'udienza preliminare quando avrà chiesto il mio giudizio e partecipare all'udienza o in caso di cui si proceda con un giudizio abbreviato, oppure magari ci può essere un patteggiamento. I patteggiamenti in questa materia sono abbastanza rari perché difficilmente uno accetta di vedersi indagato per un reato di violenza sessuale, raramente accetta di essere indagato e condannato per maltrattamenti perché sostiene, secondo la sua visione, che era colpa dell'altro, eccetera. E quindi e poi naturalmente lo stesso PM, ecco, questo si cerca di far sì che lo stesso PM che ha fatto le indagini sia poi lo stesso che va anche nelle udienze davanti al giudice. E ultima cosa, cerco di essere veloce, i limiti e le criticità dell'intervento della magistratura, della giustizia in questi casi. Ce n'è uno di fondo. Allora, io ho parlato prima di procedimento. Il procedimento è un pezzetto di storia. La storia è una storia avanti da anni, una relazione familiare, una relazione affettiva, una relazione di amicizia. Noi selezioniamo tra tutto questo dei fatti, maltrattamenti, lesioni, atti persecutori. Questo procedimento deve accettare questi reati, non può andare oltre, non può interessarsi di tutto quello che succede attorno a questi fatti, non può sapere che influenza la famiglia, cioè non può, è molto difficile. Non può sapere che pressioni vengono dai familiari, perché non te ne dice nessuno.
Quindi, ed è limitato a questi fatti. Poi il procedimento deve essere chiuso, e questo vedremo invece che è l'opposto di quello che fanno loro continuano a seguire. Il procedimento va chiuso, sono dei termini, una volta chiesto rinvio a giudizio finisce lì, se arriva la sentenza, chiuso. No, e poi il DM non può fare altro, perché deve fare altri procedimenti. E vanno chiuse entro termini, adesso c'è un controllo abbastanza pressante proprio sul rispetto dei termini, giustamente. E invece, ripeto, la storia va avanti, meglio e peggio, le violenze finiscono oppure magari continuano subdolamento, magari ci sono pressioni, eccetera, eccetera. Ecco, quindi poi succede, allora, ogni procedimento procede per determinati fatti reato. Ma se poi dopo, una volta chiuso il procedimento, ne succedono altri, si deve aprire un nuovo procedimento. Questo per dire la complessità. Questo procedimento, se il primo procedimento non è ancora chiuso, lo si riunisce, e anche lì è complicato burocraticamente. Se invece è già chiuso, si apre un procedimento nuovo. Questo procedimento può andare magari a un altro magistrato, può esserci un cambio di competenza. Ci sono i cosiddetti reati distrettuali, la pedopornografia, che vengono accentrati nelle procure del capoluogo di distretto, Venezia. Questo fatto succede a Vicenza, Vicenza fa le prime indagini e poi trasmette il fascicolo a Venezia. Tutto questo non è semplice, crea problemi, perché il magistrato che si vede arrivare un fascicolo innanzitutto può non condividere le indagini che sono state fatte, ma comunque sono. E poi le problematiche specifiche. Allora, i nemici della migliore organizzazione, abbiamo parlato di come è organizzata la procura, abbiamo visto che nonostante questa organizzazione c'è una complessità, insomma. Comunque la migliore organizzazione ha un nemico fondamentale, i numeri da un lato dei magistrati che sono in ufficio di procura, da un lato dei procedimenti. Se un magistrato ha 1000 procedimenti, è chiaro che la sua attenzione sarà, come dire, condizionata al fatto che deve avere l'orologio in mano, come ce l'ho io adesso, mi scuso, e andare avanti con altre cose. La disciplina del codice rosso, anche lì va bene, però è anche vero che questa procedura così complessa è applicata per tutti i reati di qualsiasi gravità, anche per le lesioni lievissime tra fratelli, che magari non sono inserite in un contesto di un'altra tema, ma sono magari occasionali, hanno litigato in un'occasione e ci sono state lesioni. Ecco, questo viene trattato come gli altri casi, questo è un po' il problema. Modifiche legislative, l'introduzione sempre di nuovi reati può essere un deterrente, ma anche no. Ma soprattutto è il problema che ogni procedimento è un procedimento in più, con adempimenti in più per il magistrato, per la cancelleria, per le forze dell'ordine. L'aggravamento delle pene può avere un'efficacia deterrente, ma anche no, perché se abbiamo visto che, forse non l'ho detto prima, che il 35% degli autori di femminicidio si suicida, beh, allora forse rispetto a uno che ha in mente di suicidarsi o in mente subito commette il fatto, una pena di 20 o 30 anni gli cambia poco. Comunque, le misure cautelari, abbiamo visto, allora adesso c'è un po' l'abitudine, la prassi di generare in tutte le denunce querele, in tutte le relazioni della polizia giudiziaria c'è una richiesta di misura cautelare subito, a prescindere. Allora, attenzione, la misura cautelare comporta dei costi umani, delle conseguenze umane. Se il maltrattante in famiglia, se il persecutore non ha un'altra casa dove andare, allontanare dalla casa familiare comporta problemi non tanto per lui, ma per le stesse vittime, che poi si sentono, come dire, si pentono e riammettono pietosamente in casa. Questo succede tante volte con le madri che a un certo punto di insopportabilità per condotte del figlio maltrattante denunciano e viene allontanato da casa. Poi succede che la madre vede il figlio che non sa dove andare e se lo riprende in casa. Quindi già fatti questi ragionamenti. Poi sono i tempi tecnici, non è che la misura si fa il giorno dopo che ti arriva la denuncia, perché devi raccogliere le prove, devi scrivere la richiesta, devi motivarla, non è che scrivi 2 righe, chiedo la misura, lo chiedo perché, eccetera, il GIP a sua volta deve concederla spiegando perché la concede, eccetera. Quindi i tempi tecnici.
Ecco, un altro problema è che la denuncia, la querela, quando arriva all'acme, al momento in cui la vittima non ne può più, ha sopportato per anni e a un certo punto non ne può più. Ora succede che quando fa la denuncia querela può magari enfatizzare le condotte, se mi ha sempre fatto di tutto e più, non mi ricordo neanche quante me ne ha fatte, no? Perché arriva in questo momento di esasperazione, dopodiché o lui chiede perdono o succedono questioni familiari e allora sono ripensamenti e allora la stessa vittima dice ma no, non è così, ho esagerato perché non è il momento di esasperazione, eccetera. Quindi questo problema di questo arrivare alla denuncia querela in questo momento di esasperazione. E poi c'è la complessità delle indagini. Ora, io l'ho un po' accennato, ma queste indagini non sono semplici, perché bisogna andare ad accertare e riscontrare tutto, qualsiasi dichiarazione della vittima va controllata e riscontrata. Se non lo si fa, la difesa giustamente poi nel processo si avvantaggia di queste lacune delle indagini e va a insinuare dubbi, a insinuare ovviamente ipotesi. Se non è stato sentito il fidanzatino della persona offesa, della vittima minorenne, perché non ne ha parlato lei, e poi giustamente la difesa dice ma perché non è stato sentito, e il processo poi questo va a danno del processo. Ci sono reticenze, tante volte nella denuncia querela non si evidenziano fatti che invece vanno saputi dal PM per poi non avere sorprese nel processo. E allora bisogna, come dire, andare al di là delle dichiarazioni, andare a pensare qualsiasi cosa possa avere i rapporti pregressi. Tante volte la vittima non racconta che tra lei e il persecutore, il violentatore, siano state storie prima, e questo non può venire fuori il processo, deve venire fuori prima, perché altrimenti poi si verifica tutto. In conclusione, questo per due parole due. Allora, adesso sono giustamente tutti contenti dell'ultima legge che è stata approvata all'unanimità, ed è bene che sia stata approvata all'unanimità, però quello che è illusorio è questa delega dell'impossibile alla magistratura. Abbiamo visto che misure di prevenzione, ammonimento del questore, misure cautelari possono essere concesse solo dopo che sono stati commessi reati, per impedirne altri, ma non prima. Quindi ecco, credere, e soprattutto le misure cautelari non impediscono tutto, impediscono molto ma non tutto, perché se uno sottoposto alla misura cautelare col braccialetto elettronico lo rompe e va nell'arco di 10 minuti a casa della vittima e la uccide, non si può, non è possibile impedirlo. Certo, adesso forse con la vigilanza dinamica sarà più completa la tutela, ma insomma questa illusione di, come dire, delegare impossibile, anche perché, come detto, qualsiasi minaccia di sanzione è rivolta a soggetti che sono irriducibilmente determinati a perseguitare. Ho avuto un caso di uno che perseguitava andando in macchina sotto la casa, eccetera, eccetera. Questo aveva problemi di deambulazione, gli sequestriamo la macchina perché, come mezzo per commettere il reato. Per questo poi si andava in bicicletta, per dire, cioè, questi sono determinati a tutti i costi, non si fermano, perché sono convinti che nella loro mente devono punire la donna che ha fatto delle condotte per loro insopportabili, intollerabili. Ecco, ci sarebbe poi da parlare della doppia morale, perché mentre giustamente la società ormai non tollera più, non ammette più i femminicidi, ma tollera ancora i maltrattamenti in famiglia. C'è ancora una percentuale che dichiara che è giusto che il maschio controlli il telefonino della donna, eccetera, eccetera. Poi si è parlato, non è loro, delle condotte delle persone offese durante il procedimento, durante il ricovero in casa rifugio, che non è talvolta lineare, questo lo diciamo. E poi, ecco, per finire, quello che emerge dall'esperienza mia ma anche dai dati, che il brodo di cultura di questi reati è la mentalità, la cultura maschilista, c'è poco da fare, che va combattuta in tutte le sedi, soprattutto dell'istruzione.
Io ricorderò sempre quando ero a Palermo, sento una persona, certo l'ambiente era un po', dire, si sarebbe adesso degradato, ma sento una persona che sarebbe stato il compagno di una che aveva subito una violenza. Nessuno vuol parlare, sento questo, gli chiedo, ma ha detto qualcosa? No. Ma c'era? Sì, ma no. Allora, a un certo punto, non sapendo più come fare, dico, senta, ma facciamo un'ipotesi, immaginiamo che la sua ragazza le venga a dire che poco prima un uomo è stato con lei e lei non voleva. Lei come reagirebbe? La caccio. Certo. Allora io non dico, ma no, scusi, forse non siamo capiti, no? Io l'ho detto, se la sua le raccontasse che se ne succede questo, lei cosa farebbe? La caccio. Questa è la mentalità. Grazie. Naturalmente grazie per questa esaustiva corsa che hai fatto. Sarebbe molto interessante riprendere molti dei temi che hai portato avanti e non è escluso che ci venga in mente di farlo. Vedo Licia che ha già elaborato qualche pensiero. Quello che io capisco è che chiudere una relazione abusante è molto pericoloso e per questo anche delegare solo alla fase depressiva non basta e deve esserci un'assunzione di responsabilità collettiva e soprattutto deve esserci una rete di sostegno per chi decide di fare questo passo ed è bene che lo decida il prima possibile senza aspettare segnali pesanti o tollerare situazioni di disagio. Per cui adesso chiedo a Giulia Cavalletto e a Claudia Stefani, che fanno questo dialogo con noi, di portare la loro esperienza sui vissuti delle donne che incontrano, proprio a partire anche da alcune storie. Giulia Cavalletto è coordinatrice dell'equipe della cooperativa La S e si occupa delle donne accolte in urgenza e ospitate con i figli nelle case rifugio del Comune di Venezia e dello sportello donne al lavoro del centro. E invece abbiamo anche il piacere di avere Claudia Stefani, che è psicologa sempre della cooperativa La S, lavora al centro antiviolenza e si occupa del supporto psicologico individuale e di gruppo delle donne in carico al centro, sia nella sede di Mestre che negli sportelli di Venezia e Lido. Poi c'è del materiale disponibile che hanno elaborato le amiche del centro antiviolenza, li invitiamo a prenderlo e anche a diffonderlo soprattutto. Ha un formato piccolino che questo agevola, no? L'anonimato. E non ultimo è referente dell'equipe delle scuole del centro e si occupa della sensibilizzazione nelle classi superiori degli istituti scolastici qua presenti del territorio. So che qua ci sono delle docenti e dei docenti presenti, per cui lei può essere un'ottima referente. Passo la parola a voi, grazie. Allora, buongiorno a tutte, si sente? Sì. Allora, intanto volevamo ringraziare il dottor Michelozzi per il suo intervento che ha fatto una panoramica chiara e completa e ci sembra abbia dato un assaggio della complessità con cui ci troviamo a lavorare, perché questo argomento si inserisce nella vita delle persone, nelle case e nei rapporti di intimità. E quindi appunto non c'è una linearità e una facilità di presa in carico. Ha fatto poi emergere anche l'umanità, con umanità, insomma, le fatiche e i nodi che ci sono e che poi cercheremo anche noi nel lavoro pratico di portare, ecco. Perché è un fenomeno che ha comunque delle basi culturali e quindi la parte appunto giudiziaria è una delle parti, non l'unica. E quindi noi come centro antiviolenza magari porteremo alcuni aspetti che riguardano sì la parte ecco, della querela, del processo, della giustizia, ma anche delle parti che riguardano poi i percorsi delle donne che decidono di uscire dalla relazione maltrattante. E, come diceva Francesca, siamo due operatrici della cooperativa La S
che ha vinto una gara d'appalto al centro antiviolenza del Comune di Venezia, dove lavoriamo appunto insieme ad alcune dipendenti comunali. Quindi il centro è pubblico, gratuito, è uno, vedremo, dei primi centri pubblici in Italia e appunto come cooperativa lavoriamo all'interno del centro. Questa illustrazione che vedete nelle slide è un ultimo lavoro che abbiamo fatto, che poi ne parleremo, è una guida al vicinato, proprio perché stiamo cercando in questo novembre 2023, anche grazie all'aiuto appunto di SPCGL e di tante associazioni del territorio, di arrivare il più possibile alle persone. Si parla tanto di violenza di genere, però è anche importante, questa è un'occasione anche oggi, insomma, di questo ringraziamo dell'invito, confrontarci con le persone, perché altrimenti la comunicazione è tanta e anche schiacciante. Però le persone si interrogano su cosa possiamo fare e quindi dialogare con voi anche oggi ci permette di andare un po' più nello specifico e magari spiegare anche un po' meglio nel concreto cosa si fa. E questo è il centro antiviolenza del Comune di Venezia, che è in Viale Garibaldi. Ci tenevamo a mettere questa foto perché, allora, non so se sapete, si trova sopra la biblioteca del centro donna. E negli anni c'è anche appunto una ludoteca che accoglie i bambini e la parte, questa qui diciamo laterale, è un nuovo pezzettino che è l'atelier delle donne, dove stiamo accogliendo nell'ultimo anno le donne con laboratori. C'è un piccolo non negozio, quindi dove le donne possono prendere e portare dei vestiti. Possiamo scambiare appunto oggetti e ci sono dei vari laboratori di supporto psicologico, ma non solo, che riguardano le donne. Ecco. Abbiamo anche 2 sportelli a Lido e a Venezia. Quindi brevemente il centro antiviolenza apre nel 1994, nel 1995 la prima casa rifugio. E dal 99 appunto abbiamo la reperibilità H24 dagli ospedali di Mestre e Venezia. Ci faceva sorridere prima il telefono, quello che scotta, diciamo, e ce l'abbiamo anche noi. E appunto ogni volta che una donna si rivolge a Mestre o Venezia nei pronto soccorsi, le viene proposta la possibilità di un colloquio con un'operatrice del centro. Quindi c'è questo primo aggancio. E c'è anche la possibilità di un allontanamento subito se la donna non vuole ritornare a casa. Appunto c'è la possibilità, anche grazie al PRIS in quest'ultimo anno, che è un altro servizio del Comune di Venezia, che è il pronto intervento sociale, di allontanarla immediatamente dopo il ricovero ospedaliero. Nel 2009 apre la seconda casa rifugio e nel 2020 2 sportelli a Venezia, centro storico, siamo a Villa Groggia, Canareggio, e a Lido, all'interno appunto della municipalità. Nel 2022 apriamo l'Atelier delle Donne, che è appunto questo spazio che si aggiunge al centro, e adesso proprio dal lunedì della prossima settimana aprirà la terza casa rifugio del Comune, quindi diventano 3, nel 2024 aprirà la quarta. Quindi ci sono queste possibilità concrete di questi appartamenti dove le donne, con indirizzo segreto, dove le donne con i figli possono essere accolte e ospitate. Non sappiamo se rallegrarci o no. Allora, è una bella opportunità, nel senso che non sono tantissime le case rifugio in Italia e accogliamo non solo le donne del territorio ma anche da extraterritoriale, perché ovviamente si fa una valutazione del rischio di rimanere nello stesso territorio o meno, quindi noi ci rallegriamo, nel senso che comunque finché non cambia la realtà e i maltrattanti non vengono allontanati dalla casa familiare, sono le donne spesso che si allontanano, e quindi le case rifugio sono comunque un punto di ripartenza. Ovvio che se non ci fosse la necessità... No, anche perché i dati, cioè l'apparente aumento dei casi di violenza
non è un aumento, in realtà è un'emersione, nel senso che non è che, cioè, confrontandoci anche con gli altri centri, non è la questione che stia aumentando, ma che probabilmente più donne sono consapevoli, più donne si rivolgono ai centri e quindi è un modo per accogliere maggiormente queste richieste che in passato magari non emergevano e adesso emergono di più. Ecco, questi sono un po' i dispositivi del centro, quindi alcuni li abbiamo già nominati. L'accoglienza, cioè quando una donna arriva al centro antiviolenza c'è un'operatrice che la segue per tutto il suo percorso, si chiama operatrice di accoglienza, che poi la orienta rispetto alla consulenza legale. Abbiamo 2 avvocate che collaborano con il centro, una civilista e una penalista, che offrono quindi gratuitamente una prima consulenza. C'è il supporto psicologico, appunto, grazie a Claudia e Laura, che è un supporto individuale con dei colloqui e poi anche di gruppo tra donne con anche delle esperte esterne laboratoriali. C'è lo sportello Donne al Lavoro con la possibilità quindi di una riqualificazione professionale e anche con delle borse lavoro per dei tirocini che attiviamo come cooperativa. L'ospitalità in urgenza e le case rifugio, quindi la possibilità di essere inserite in delle strutture del territorio, diverse ne abbiamo, per un periodo in urgenza e poi eventualmente un inserimento in casa. La sensibilizzazione nelle scuole, abbiamo una media di 40 classi all'anno dove facciamo dei percorsi con 2-3 incontri in terza, quarta, quinta e superiore tra Mestre e Venezia. Quindi sono circa 40 le classi del territorio in cui entriamo ogni anno e poi abbiamo fatto a giugno e a luglio una formazione con tutta la polizia locale del comune di Venezia, che anche la polizia locale adesso è delegabile per appunto il codice rosso per le indagini. Quindi abbiamo fatto una formazione a loro, ai sanitari del pronto soccorso. Ecco, la formazione è un po' il cuore anche della prevenzione, quindi alla cittadinanza, ma anche a chi si trova poi ad accogliere le donne, perché la polizia, l'avvocata, i sanitari spesso hanno bisogno comunque di formarsi sulle modalità di intervento e la reperibilità di cui vi dicevamo prima. Sì, la formazione è anche molto importante perché, come diceva prima anche il dottor Michelozzi, siamo all'interno di una mentalità maschilista in cui in qualche modo c'è questa modalità anche prevaricatoria a volte, quindi il fatto che tutti siamo immersi in questa dimensione, quindi anche gli operatori che lavorano in diversi servizi sono in quella dimensione, quindi molte volte può capitare che ci siano delle modalità anche sminuenti rispetto a quello che una donna riporta, quindi è molto importante che tutte le persone siano formate rispetto a questo, che abbiano uno sguardo di genere rispetto alla questione. Sì, anche perché questo cambia radicalmente la scelta poi della donna. Sì, ho un esempio che riporto ogni volta che è una cosa che mi colpisce sempre, mi ha colpito tanto e mi sembra utile poterlo raccontare. Una donna che abbiamo seguito in un percorso arriva a fare 10 accessi in pronto soccorso, accessi per attacchi di panico, quindi apparentemente non collegabile a una violenza di genere, a una violenza domestica. Se non che quando fa accessi in pronto soccorso il medico vede i diversi ingressi, quindi 10 ingressi, e un po' forse ha un occhio di riguardo e si accorge che ha un segno sul collo e le chiede: signora, tutto bene a casa? Quindi una domanda aperta che però in qualche modo ha permesso a lei di sentirsi accolta e di sentire che quello che stava succedendo in qualche modo qualcuno se n'era accorto. Da qui inizia la sua storia con noi, nel senso che lei racconta la sua storia, ci mettono in contatto attraverso il dispositivo del pronto soccorso può attivare quindi la reperibilità H24, viene accolta in urgenza e da qui inizia la sua storia. Sempre la stessa donna mi racconta, per quello che diceva anche prima Giulia, della differenza di avere un approccio o un altro. Lei decide di denunciare la prima volta, non mi ricordo se dalla polizia o dai carabinieri, e si sente giudicata nel raccontare la sua storia, quindi viene guardata con uno sguardo giudicante, non tanto le parole, ma il modo in cui è stata guardata. Se pensate anche voi, quando venite guardati con uno sguardo accogliente o uno sguardo giudicante, fa molto la differenza. Lei decide di non denunciare la prima volta, dopo un percorso anche con noi decide di ridenunciare, in quel caso viene accolta in maniera diversa, le viene
viene creato uno spazio perché lei possa raccontare la sua storia e quindi fa la differenza. Quindi non sono cose da poco il fatto di avere una formazione o non avercela, avere uno sguardo o non avercelo, perché poi nelle vite delle persone fa la differenza il modo in cui ci si approccia, lo possiamo sperimentare anche nella nostra vita quotidiana. Sì, poi vedremo, fino a poco tempo fa, adesso ci auguriamo sempre meno, spesso le donne quando arrivavano alla polizia o ai carabinieri, e ci è capitato con una donna recentemente, ma sì, tranquilla, è solo una litigata col tuo fidanzato, quindi poi andremo anche a sottolineare la differenza, no, tra conflitto e violenza, però le parole, i commenti che possono essere fatti influiscono tantissimo sul percorso, ecco. Questi sono alcuni dati, andiamo un po' velocemente. 243 donne nel 2022, non abbiamo ancora aggiornato il 2023, che abbiamo seguito in progetti di protezione e uscita dalla violenza. 79 sono le attivazioni di reperibilità telefonica, già a ottobre di quest'anno erano già 59, quindi probabilmente quest'anno saranno un po' di più. Tutti i dati, qua facendo un paragone 2022-2023 primo semestre, come potete vedere anche così ad occhio, non ci soffermiamo perché altrimenti divaghiamo, però sono tutti in aumento. Ecco, ci piace sottolineare, come diceva anche Claudia, non è un'emergenza ma è un'emersione dei dati, nel senso che soprattutto anche le ragazze più giovani si stanno rivolgendo al centro e non che prima non ci fossero le violenze, ma c'è forse anche una conoscenza di questo servizio, di questo progetto. Sì, anche il fatto che se ne stia parlando di più, ho in mente proprio anche l'evento drammatico di questi giorni, parlandone con le donne che io seguo in supporto, è emerso come questo racconto, quello che è successo in qualche modo ha fatto riflettere rispetto alla propria situazione personale e quindi ha fatto riemergere anche dei ricordi che prima erano stati celati. E quindi il fatto è in parte una riattivazione del trauma per alcune donne, nel senso che ti rivedi in quello che è successo, però permette anche di prendere dei provvedimenti, insomma di rendersi conto che quella situazione forse non è così lontana dalla tua, non tanto per l'epilogo ma per il percorso che porta a quel tipo di esperienza, che non è un raptus, come dicevamo anche prima, ma è una storia, ci sono una storia prima di quel momento. Sì, quindi l'abbiamo già citata, la violenza, ci sono diversi tipi, quindi la fisica, sessuale, economica, psicologica, ecco, queste sono un po', ormai le avrete sentite perché non si parla d'altro in questo momento. E qui semplicemente appunto l'emersione e una specifica su cui ci si sofferma sempre poco. Nella quasi totalità dei casi i figli minori assistono alla violenza in casa, quindi questo poi il dottor Michelozzi magari ci aiuterà a spiegarlo, è comunque un reato anche la violenza assistita, ecco, e se ne occupa ancora molto poco, quindi sono dei bambini e delle bambine che a loro volta hanno assistito a delle scene, a delle situazioni anche molto, molto violente. Una specifica sugli autori di violenza: sono il 75% partner e ex partner, quindi come potete vedere la maggior parte delle situazioni sono in casa, sono da il compagno, l'ex compagno, il marito, il convivente, non ci sono molti sconosciuti, ecco. Quindi la violenza è i maltrattamenti in famiglia e in casa sono quelli di cui noi ci occupiamo. Capita anche la violenza da sconosciuto, lo stupro, però sono una minima parte. Sì, questo era un po' quello che accennava prima Giulia, la differenza tra conflitto e violenza, che per noi è una discriminante importante, nel senso che poi anche nel momento in cui facciamo formazione con le forze dell'ordine, con i sanitari, è lo spunto da cui partiamo, nel senso che fa la differenza tra trattare una situazione come una situazione conflittuale, quindi un conflitto all'interno di una coppia che può essere normale, che può essere possibile, può essere anche nutriente, e quello che invece è una violenza. Quindi in qualche modo sono proprio due cose molto diverse, nel senso che nel conflitto c'è una forza pari, due persone possono litigare, si possono anche insultare, ma in qualche modo gli esiti del conflitto non sono prevedibili. In una violenza invece c'è evidentemente una forza dispari e c'è qualcuno che prevarica qualcun altro.
Il problema è che molte volte vengono confuse le due cose, quindi ci dicono, quello che diceva prima Giulia, è proprio una situazione che noi abbiamo seguito, la polizia, il poliziotto che dice alla ragazza torna a casa e sono litigata con il tuo fidanzatino. Uno è sminuire una situazione, due non prendere in considerazione quello che ti ha raccontato, non è una situazione conflittuale ma è una forma di violenza, perché c'erano un racconto di qualcuno che aveva sminuito qualcun altro, insomma ci sono delle cose ben diverse e quindi è importante secondo noi avere consapevolezza di questo e saper distinguere le situazioni, proprio perché si agisce in maniera diversa. Nel conflitto, quando una coppia litiga non va d'accordo, può fare mediazione familiare. Nel caso di violenza è vietata la mediazione familiare, perché il rischio è di una reiterazione del trauma, perché se io mi trovo davanti a dover parlare con una persona, anche se c'è una mediatrice, ma io sono abituata a essere sottomessa, a essere sopraffatta, non riuscirò neanche in quel momento a passare quel divario, insomma. E quindi è molto importante secondo me partire da questo. Sì, anche perché nel caso di prima, no? Quando la ragazza va alla polizia per sporgere querela e le viene data questa risposta, come diceva il dottor Michelozzi, il momento della querela è già dopo parecchio tempo di solito, no? Quindi la persona ha già fatto uno sforzo e ha preso una decisione nell'andare a denunciare i fatti molto difficile. E quindi non è di solito, insomma, nella quasi maggior parte dei casi sono già passati degli anni, se non dei mesi, quindi è un momento molto delicato, ecco. Qui volevamo un po' portarvi delle storie che ci sembrava interessante condividere, che in qualche modo fanno emergere alcuni aspetti magari anche già toccati precedentemente. E sono 3 storie, adesso ve le leggiamo. La prima storia è Rihad, 35 anni, 2 figli, parla poco l'italiano, subisce violenza dal marito, decide di sporgere querela. Accede al centro per la prima volta nel 2018 e viene inserita in protezione in casa rifugio. I servizi sociali si attivano e incontrano il marito, che pare essersi pentito e promette di cambiare. La signora decide di tornare a casa con i figli e di ritirare la querela. A distanza di 1 anno si rivolge nuovamente al centro. Parla bene l'italiano, il marito durante uno degli episodi di violenza le ha rotto il timpano. Chiede di poter essere inserita di nuovo in casa rifugio. Ha capito che la situazione non è risolvibile con lui e vuole proteggere se stessa e i figli. Sporge querela. Nel frattempo anche lui sporge querela accusandola di essere violenta ed era andato anche lui in pronto soccorso a farsi refertare per dei graffi. Il procedimento viene archiviato. Lei si concentra sul suo percorso di empowerment, prendendosi cura dei figli e della sua autonomia economica, lavorativa e dopo 1 anno in casa rifugio, anche abitativa, prendendo in affitto un appartamento in autonomia. Lui si allontana all'estero, non sostenendo i più figli economicamente e con contatti sporadici al telefono. Questa è una storia che apparentemente sembra una storia finita male. In realtà Finita bene. no, finita male nel senso che il fatto che non finita male in assoluto, ma il fatto che la parte giudiziaria non è stata determinante all'interno del suo percorso, perché in qualche modo il fatto che entrambi abbiano fatto denuncia, il procedimento è decaduto, insomma non è giusto in termini giusti, però in qualche modo non è stata archiviata il procedimento. E quindi la denuncia e il referto del pronto soccorso non sono stati sufficienti come prove. Però lei ha potuto da una parte ricominciare dalla casa rifugio in sicurezza con i suoi figli, ha frequentato un corso professionalizzante a carico del CAV e svolto un tirocinio che le ha permesso di trovare un buon lavoro. Nel suo caso lei proprio aveva un desiderio forte di diventare cuoca. È stato fatto, quindi è stato permesso di fare questo corso specializzante. Lei proprio, io l'ho seguita per molto tempo in supporto psicologico e quello che lei mi ha detto, io a un certo punto mi sono resa conto che l'unico modo che avevo in casa, quando c'era ancora lui, di uscire da questa dimensione controllante e violenta era quella di cucinare, perché quello era il mio momento di libertà. E quindi da qua siamo partite, da qui il desiderio quindi di fare questo corso specializzante. E adesso lei lavora in un ristorante anche abbastanza importante
nei dintorni, e quindi questo ci è sembrato un ottimo risultato. E lei adesso è in autonomia con i figli, voleva anche aprire un mutuo ma non è ancora stato possibile perché non era ancora riuscita a fare il divorzio dal marito, e quindi questo la bloccava ancora. Però il fatto che il marito si sia allontanato, quindi se ne sia proprio andato, quindi lei non ha più avuto paura di incontrarlo, la sua presenza non era più pressante, ed è stato sicuramente un punto fondamentale. In questo caso non è stato attivato un allontanamento, anche se fosse stato attivato un allontanamento sarebbe stata una cosa positiva, nel senso che proprio il fatto di avere ancora la persona vicina o che possa ancora in qualche modo nuocere anche attraverso messaggi incessanti o presenza fisica è sicuramente un deterrente. E un'altra storia, andiamo un po' veloce, abbiamo visto che è un po' tardi, però ci piaceva portare questa storia che riprende alcune cose che diceva prima il dottor Michelozzi. Carolina ha 30 anni, vive da qualche mese una relazione con un uomo di 35 anni che è violento con lei fisicamente e psicologicamente. Ha accesso al pronto soccorso per 3 volte in 2 mesi e chiede un'ospitalità in urgenza attraverso il protocollo SOS Violenza. Quando conosciamo Carolina in colloquio al centro ci riferisce di essere in carico al centro di salute mentale da qualche anno, per problemi psichiatrici quindi. Si rivolge anche alle forze dell'ordine che attraverso il questore ammoniscono il maltrattante. Dopo 4 mesi dall'ammonimento, dato il continuare delle violenze, la signora sporge querela. Il centro nel frattempo segnala, quindi alla procura, il rischio elevato di recidiva. Dopo 2 mesi la signora si riavvicina al maltrattante e ritira la querela. Il procedimento viene archiviato. Emergono poi nuovi elementi di preoccupazione dalla donna e le forze dell'ordine decidono di approfondire, in particolare un video del maltrattante con minacce molto gravi di morte. C'è una nuova segnalazione del centro alla procura e il procedimento viene riaperto. Volevamo portarvi questa specifica perché, come vedete, non è lineare, no? Succedono diverse cose, sta nella lotta, nella quotidiana, nell'attenzione che hanno le diverse parti di continuare a segnalare la donna da un lato, se riesce in quel momento della sua vita, perché non è detto, ma anche gli altri soggetti che entrano in contatto con lei, quindi avere le forze dell'ordine che non lasciano passare ma restano sulla situazione, e anche la procura che poi ci sta a riaprire insomma la situazione. Su qua abbiamo però delle domande aperte, ecco, che restano aperte perché ci sono anche delle situazioni per noi molto faticose, no? La vulnerabilità della donna influenza in che modo il procedimento? Perché per il centro, se una donna è vulnerabile, cioè quindi ha magari dei disturbi psichiatrici, ha delle dipendenze, come diceva anche prima, per noi il rischio è più elevato perché ha meno capacità di proteggersi in quel momento e i suoi atteggiamenti nei confronti del maltrattante possono anche essere incoerenti, può tornare da lui, noi l'accogliamo anche se lei torna, rivà, però altri soggetti possono mettere in dubbio la sua credibilità. Non è credibile, non ha prove, ma è ritornata da lui, ma sì, ma se la va a cercare, è pazza, ecco. Quindi questa resta aperta, il nostro lavoro è anche provare a riportare attraverso la valutazione del rischio, che appunto è una valutazione scientifica, nel senso che c'è uno strumento che usiamo ed è usato a livello europeo, in cui andiamo a valutare o noi operatrici o ancora meglio insieme alla donna, perché la donna è la maggiore esperta della sua relazione con il maltrattante, è lei che ci dà sempre gli elementi per valutare il rischio, perché è lei che conosce i suoi movimenti ed è abituata anche a proteggersi da lui in un qualche modo. La valutazione del rischio ci dà la possibilità di valutare le recidive di violenza e favorisce quindi una migliore emersione della violenza anche nella storicità e ci permette di relazionare quindi l'autorità giudiziaria con degli elementi anche concreti. È poi utile per gestire con la donna il piano di protezione, che non è sempre detto che sia un piano di allontanamento dal maltrattante. Abbiamo tante donne che sono in carico al centro che ancora vivono con gli autori di violenza, ma fare con loro la valutazione del rischio e il piano di protezione ci permette di dirci ok, se succede questo cosa facciamo, a chi ci possiamo rivolgere, che patto facciamo con i vicini di casa, come ci possiamo muovere.
Il rischio, la valutazione del rischio è una fotografia di quel momento. La dobbiamo rifare, noi la rifacciamo spesso perché la situazione è in movimento. Quindi se in un momento magari la valutazione del rischio con la signora è basso, può succedere che dopo 2 o 3 settimane la signora in colloquio ci riporti degli elementi che sono stati di cambiamento, no? E quindi rifare la valutazione del rischio ci permette di ricambiare anche il piano di protezione. Questa è un'ultima storia. Giovanna, ovviamente i nomi sono inventati, segretario. Giovanna ha 38 anni e un figlio di 13, ha sporto querela per maltrattamenti in famiglia e ha ottenuto una misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale. A causa delle pressioni dalla famiglia di lui decide di ritirare la querela e di far tornare a casa il marito. Questa era una questione che a noi torna spessissimo, il fatto che la pressione dei familiari faccia fare dei cambiamenti. Dopo qualche mese lui per motivi personali decide di tornare a casa dei suoi genitori per un periodo di 5 mesi, nei quali comunque continua a minacciarla e non si cura del sostentamento del figlio. In questa circostanza Giovanna prende nuovamente contatti con il centro per la sua situazione e per il figlio che sente molto vulnerabile. Il suo percorso non è lineare, lei è molto intimorita dalle minacce del marito. Quello che la spaventa molto è che lui le porti via il figlio. Giovanna si rivolge ad un'avvocata e avvia il ricorso per la separazione. Il giudice decide che la casa le sarà assegnata a lei e al figlio, ma che il marito potrà starci per altri 4 mesi. In questo periodo lui torna sempre a casa ubriaco. Il CAV e il Servizio Infanzia e Adolescenza rilevano un rischio di recidiva elevato per alcuni comportamenti anomali di lui e in particolar modo per la preoccupazione di lei. Si decide di offrire la protezione in casa rifugio finché lui non si allontanerà da casa. In questo caso il nodo fondamentale in questa storia è la forte connessione che si è instaurata con noi e infanzia e adolescenza. Per questo per noi è sempre importante parlare della rete. La rete è fondamentale in questi casi, nel senso che ognuno svolge un pezzetto e il fatto che tutti siano coordinati permette di fare un lavoro più efficace. In questo caso, appunto, infanzia e adolescenza comincia a vedere il ragazzino per una segnalazione che è partita dalla scuola, in cui il ragazzo dimostra di non essere attento, di avere delle difficoltà scolastiche e quindi cominciano a fare degli incontri con il ragazzo, il padre e la madre. In questi incontri emerge sia la preoccupazione del ragazzo, sia l'incapacità del padre di relazionarsi con questo ragazzo e anche il fatto che spesso sminuisce quello che è successo, sembra contraddittorio in quello che dice, anche se apparentemente si dimostra tutto perfetto, e questa è una cosa che spesso i maltrattanti hanno. E mentre la mamma dichiara di essere preoccupata, non è che ci sia qualcosa in particolare che sta succedendo, ma c'è proprio questa calma piatta che mi preoccupa molto. E poi lui torna sempre a casa ubriaco e quindi dice: io ho paura che lui possa fare qualcosa anche di molto grave. Da qui questa comunicazione arriva a noi ovviamente avendo una preoccupazione anche da un altro servizio ci attiviamo e proponiamo alla signora di essere inserita in casa rifugio. Lei accoglie molto bene questa richiesta, dice sì, effettivamente io mi rendo conto che vivo con l'angoscia tutti i giorni, quindi viene allontanata, inserita in casa rifugio. In questo caso facciamo proprio la valutazione del rischio e ci rendiamo conto che la percezione di lei è di preoccupazione elevata. Per noi è un segnale fondamentale questo, e viene inserita, sta in casa rifugio più o meno 6 mesi forse. Lui nel frattempo viene allontanato da casa, cioè finalmente se ne va dopo questi 4 mesi, anche con la pressione del servizio infanzia e adolescenza, perché comunque c'era un minore di mezzo, e lei torna a casa. In questo caso con il figlio. In questo caso c'era un ordine di protezione che era stato attivato in sede civile, non è stato attuato, però l'avvocata comunque è riuscita a far passare in quella sede delle preoccupazioni forti e il fatto che comunque non si parlava di un conflitto familiare, ma c'erano delle forme di violenza, e quindi anche in questo caso è un lieto fine, nel senso che lei adesso è in casa, ha sia la casa che in qualche modo un parte del mantenimento, ha il suo lavoro, vive con suo figlio e in qualche modo le storie, cioè ci può essere una storia dopo la violenza, e per noi è molto importante sottolineare questo, perché molte volte ci si ferma a quello che la violenza genera, però
col lavoro che facciamo ci rendiamo, cioè c'è anche una parte bella nel nostro lavoro, nel vedere rifiorire le donne. Certo. Quest'ultimo caso, ma il marito, ex marito, ormai forse spesso, Sì, è un ex marito. ecco, ma non è più andato a infastidire questa donna? Per adesso no. Perché Certo, permane visto. Sì, la signora sta continuando comunque a frequentare sì, il sì, noi la centro. vediamo. Un'altra domanda che volevo fare, nel caso questa persona o un'altra abbia un lavoro, anche se lei si trasferisce in queste case protette, come fa poi? Questo è un grosso nodo, nel senso che quando c'è un'ospitalità in urgenza, quindi quando la donna è in protezione, per i primi 15 giorni, un mese, non può andare al lavoro, perché c'è la protezione, abbiamo delle regole abbastanza rigide, nel senso che si sospendono le attività con l'esterno e quindi i figli non vanno a scuola e la donna non va al lavoro, finché la situazione non diventa sicura. Ovviamente cerchiamo di fare le cose nel più breve tempo possibile, soprattutto per i ragazzi, per farli ritornare a scuola. Non è sempre facilissimo. C'è dal punto di vista economico, per il lavoro c'è il congedo per le donne vittime di violenza, che si possono quindi astenere per 3 mesi dal lavoro con lo stipendio, sì, attraverso il portale INPS. E poi una volta appunto che ci sono o degli ordini di protezione o delle misure cautelari, o appunto il maltrattante fa dei movimenti magari che ci rendono più tranquille, si può ricominciare a frequentare il lavoro a volte e a volte no, nel senso che le donne che vengono inserite in casa rifugio spesso lo perdono il lavoro e i figli che vengono inseriti in casa rifugio spesso cambiano scuola. Questo è un nodo... È un nodo molto difficile, anche perché il cambio scuola non è automatico. Per cambiare la scuola serve la firma di entrambi i genitori o passare attraverso il giudice tutelare, che spesso però si riunisce in consiglio e passano anche 1 mese, 2 mesi. E soprattutto nell'istituto psicologico della donna quello che lei percepisce è: ma io ho subito violenza, io devo andare in prigione. Quello che loro spesso loro raccontano, perché sono io che perdo una serie di cose, lui è libero, tranquillo, che può fare quello che vuole, è nella nostra casa, nessuno gli dice niente, anche per quanto riguarda per esempio nei casi in cui viene attivata la CTU o una valutazione genitoriale, quindi in cui magari lei è inserita in una casa, a volte sono in casa rifugio, altre volte magari sono in strutture mamma-bambino, in cui lei H24 comunque è sotto controllo, nel senso che viene monitorata. Lui la vede il bambino una volta al mese, si è rifatto una vita, ha una compagna, lei viene giudicata se ha un compagno nuovo. Anche qua lo sguardo è uno sguardo paritario o uno sguardo che privilegia l'uomo e non privilegia la donna, perché qual è la differenza? Che lui possa avere un compagno, che sarà una compagna, e lui è stato lui maltrattante, e lei se invece ha un nuovo compagno non è considerata una brava donna né una brava madre. Sì, su questo poi le donne appunto fanno questi percorsi di uscita dalla violenza, quindi supporto psicologico, se ci sono i figli c'è di solito una valutazione genitoriale, c'è un supporto genitoriale. Agli uomini non è obbligatorio fare nulla, nel senso che ancora non ci sono sì i gruppi, centri per uomini maltrattanti, ma non è obbligatorio, almeno che non ci sia appunto volontà. la volontà, esatto. Infatti un nodo grosso è che hanno poco accesso, ci sono pochissimi uomini che ci si rivolgono. Anche se secondo noi sono fondamentali, nel senso che ci è capitato di avere delle collaborazioni con loro, nel senso che non sempre le donne lasciano i compagni, ma magari rimangono insieme, però è successa una situazione in cui noi seguivamo la donna e loro seguivano l'uomo. Voglio dire, i centri per uomini maltrattanti nascono comunque in qualche modo dai centri antiviolenza, quindi con uno sguardo di protezione nei confronti della vittima. Ed è importante che qualcuno si occupi degli autori anche da questo punto di vista, perché poi questi autori rimarranno nella società, non è che vengono eliminati, e quindi voglio dire il fatto che in qualche modo prendano consapevolezza di quello che hanno fatto, Sì, è un punto fondamentale. Per la donna e per i figli, nel senso usciamo dal 24 ieri? No, mercoledì, giovedì, è stato un convegno a Reggio Emilia, cosa hai fatto alla mia mamma?
dei centri antiviolenza insieme al servizio di tutela minori, perché appunto lo sguardo sul minore spesso anche viene dato per scontato anche in sede civile che il papà debba subito rivedere i bambini e che la madre li abbia allontanati in modo brusco, senza spiegazioni e altro. Senza dare invece il giusto peso a quello che ha fatto il papà, e quindi sei un bravo papà se agisci violenza sulla mamma con me nella stessa stanza. Questo convegno a livello nazionale andava proprio a interrogarsi su questo: cosa hai fatto alla mia mamma? Prima di rivederci devi almeno chiedere scusa alla mia mamma, cioè, e per chiedere scusa e per fare un percorso del genere devi fare un percorso di consapevolezza che al momento purtroppo è molto distante dalla realtà. Sì, questa è la questione tra l'altro del bravo padre. Molte donne dicono sì, lui è stato cattivo, è stato maltrattante con me, ma è stato un buon padre. Cioè è un racconto che spesso le donne fanno, ma che ha a che fare con il fatto che è una difesa anche che la donna mette in atto, nel senso che se anche come padre è stato un cattivo padre, io non me ne sono accorta, vuol dire che in qualche modo sono anche responsabile del fatto che lui, di aver messo i miei figli nella condizione di poter assistere a queste cose. Questo è uno dei temi su cui lavoriamo anche nel supporto psicologico, nel senso di elaborazione di questo punto, perché un padre, cioè quando spesso mi capita di lavorare con donne che vivono ancora col compagno, i figli sono in casa, cioè ti rendi conto che soprattutto i figli maschi in un certo caso vedono che un uomo si comporta così con una donna, cosa potranno e tu non li stai proteggendo, non perché diventi un senso di colpa, ma un senso di responsabilità rispetto al fatto che assistere alla violenza è una forma di violenza. Sì, per fare questo passaggio però la donna ha bisogno di essere protetta e sicura che quando farà i passaggi anche con la giustizia, con il centro, i bambini resteranno con lei, che non verrà messa in discussione lei come mamma. Perché questo è un fattore che ancora è un ostacolo enorme per tante donne che decidono di non fare un passaggio perché hanno paura che altrimenti gli portano via i bambini. Ecco. Ma forse scusi il passaggio, è un passaggio che dovremmo prima di noi fare nei confronti di noi stesse, perché mi pare quasi di capire, no, che c'è una grande attenzione alla protezione, alla tutela, e ciò nonostante non riusciamo a indicare chi è la persona che ci maltratta, ma perché è parte di noi, perché neghiamo la famiglia, per forza non denuncia, perché denuncia se stessa, la sua coppia, i suoi figli, denuncia tutto un sistema praticamente, per cui forse il lavoro deve essere duplice, la crescita, la consapevolezza dei maschi, ma da parte delle femmine dico, maggior autostima, maggior serenità con il proprio se stesso, con il proprio individuo. Sì, anche può essere comunque una cellula di un sistema, ma una cellula importante che deve avere il benessere e poterlo riproporre a se stessa, ai suoi figli, al suo ambiente. Io credo che veramente sia impossibile, cioè sia facilmente comprensibile perché alla fine le donne non denunciano fino all'ultimo, perché denunciano se stesse, il proprio fallimento. Sì, no? A parte il proprio fallimento, ma anche il fatto che le donne che arrivano, una delle prime cose che dicono io non mi riconosco più. Cioè nel senso che è totalmente forte, poi c'è una slide che la descrive, è la ruota del potere, nel senso che il potere e il controllo che l'uomo agisce sulla donna molto spesso lavora a livello psicologico, quindi se io ti dico tutti i giorni tu non vali niente, ma cosa vuoi fare senza di me? Ma ti rendi conto che sei una schifezza? Cioè, con parole anche molto... Se io continuo ad avere questo tipo di immagine, è l'unica immagine che ho, perché attorno a me non ho più nessuno, perché sono stata isolata, perché non frequentare quello, ma ti rendi conto, ma guarda che stupido, cioè vi riporto frasi che mi vengono dette. La donna isolata, l'unico specchio che ha è l'uomo che le dice che non vale niente. Da dove parte? Quello che noi facciamo è dire ok, questo era un punto di vista, non sei tu, cioè ricordare che quello che ti è stato rimandato non è la realtà, è un punto di vista, e quindi
proprio ripartire da ricostruire il fatto che è uno specchio, tu puoi cambiare specchio, puoi ricominciare a lavorare sull'autostima, nel senso che arrivano psicologicamente a pezzi, anche se non c'è stata una violenza fisica importante, la violenza psicologica scava molto più in profondità, non ti permette di riconoscerti, di avere delle possibilità di pensare, e questo riguarda donne di tutti i tipi, nel senso che io seguo donne casalinghe, seguo donne che hanno una carriera professionale importante, quindi che magari fuori riescono ad avere un certo ruolo in famiglia, non ce l'hanno perché il fatto che sia, cioè non ti aspetti che sia il tuo compagno che possa fare questo, cioè se la persona che mi ama, che mi dice questo, vuol dire che è vero, ma magari sono io che sono stupida e non mi sono resa conto, cioè sono questi racconti, quindi donne che hanno anche voglio dire, molto spesso si dice, vabbè, ma è una donna che magari viene da una classe sociale bassa, non ha avuto un livello culturale basso, no, assolutamente no, anzi, tra l'altro la maggior parte delle donne che sto seguendo in questo momento vivono proprio un altro tipo di situazioni e mi dicono, io non so neanche come ci sono arrivata qua dentro, cioè non so come sono arrivata fino a qua, perché se una relazione violenta inizia con un pugno, ti tira una sberla, vabbè, forse due cose ci penso, ma se inizia come una storia romantica, lui si prende molto cura di me, molto attento, cosa vuol dire? È sottile, molto attento, molto controllante, molto geloso, ma vuol dire che ci tiene, ok? Ma è un passaggio dietro l'altro, non è che cioè, comincia una piccola goccia e dopodiché ti ritrovi proprio in questa situazione, io mi ritrovo qui dentro ma io non so veramente come ci sono arrivata. E poi torniamo un attimo indietro ed è una storia, cioè non è che ci sei arrivata così da niente, è una storia che ti ha portato lì. È anche importante lavorare sul senso di colpa, non è una colpa, probabilmente in quel momento lì che alternative avevi? Ti eri innamorata, c'era una situazione che era diversa da quella di adesso e quindi anche recuperare il fatto che si può scegliere qualcosa di diverso, che esistono delle altre storie e tante donne che seguiamo poi ripartono e hanno delle altre storie perché comunque hanno delle risorse. La borsa che vedete qui davanti, tutto il nostro materiale informativo, ha questa immagine che è l'immagine che ha segnato una nostra donna, che lei era una donna maltrattante ma era un'artista, una pittrice, una donna maltrattante, era una pittrice e per noi è stato importante fare emergere questa parte. Sei anche questo, sei stato questo ma sei anche questo e ripartiamo da qui. Forse questo? No, posso? Sì. Mi stavo chiedendo, in particolare facendo riferimento al primo caso che avete portato, qual è l'influenza del contesto familiare o sociale, soprattutto nelle donne straniere, rispetto ad accettare la situazione maltrattante, a rivolgersi a un servizio? Sì, allora, dalla nostra esperienza... Sì, dalla vostra esperienza. Quindi non è un dato statistico, non c'è differenza, nel senso che non è che le famiglie italiane siano di default più pronte a credere alla donna e a stare in sostegno suo. Come a volte anche le famiglie d'origine di donne immigrate che magari non sono qui in Italia, quindi ci sono le famiglie sia del maltrattante che della donna all'estero e a volte hanno un grosso ruolo anche di mediazione, di riavvicinamento, di minimizzazione di quello che è successo. Sicuramente c'è in alcune appunto situazioni di donne immigrate, c'è però anche in tante situazioni di donne italiane in cui appunto i parenti, i familiari cercano di rifare avvicinare la coppia. È proprio un percorso che devono fare anche i familiari, ecco, non è per nulla scontato. Ci sono poi anche situazioni invece di familiari sia di donne immigrate che italiane che sono di sostegno e quindi accompagnano la donna al centro, accompagnano la donna a fare denuncia, le stanno vicino nel momento in cui c'è un allontanamento da casa e questo, lo vedremo forse anche dopo, fa la differenza perché una donna che può mantenere una rete familiare e si sente supportata dalla sua famiglia è molto più forte e riesce a portare avanti il progetto in maniera ovviamente diversa. E questo. Quindi non avete notato una differenza culturale in base alla cultura di origine?
No, ci sono sicuramente, qui in Italia abbiamo fatto forse dei passaggi un po' più, siamo un po' più avanti negli anni, ecco, nel senso che magari alcune nazionalità stanno facendo dei passaggi che noi culturalmente magari abbiamo fatto 10-20 anni fa, però l'ultima situazione è la situazione di una donna italiana. Sì, Giovanna appunto era una situazione di una donna italiana, Carolina è italiana, cioè no, sinceramente non abbiamo notato probabilmente grosse... è difficile per alcune donne straniere perché hanno una rete sociale magari meno sviluppata. Quello sì. Questo eventualmente. Sono consapevole qui. Perché magari hanno la famiglia fuori, magari hanno solo la famiglia del marito, qui questo può capitare, quindi non hanno una rete di appoggio. Chiudiamo. Dell'altro ieri una situazione di una donna che si era allontanata da casa, era andata ad abitare a casa di una parente, la mamma di questa donna ha detto al maltrattante dov'era per fargli vedere il figlio, italiana. Quindi sì, dipende forse più dalla consapevolezza della situazione che dall'origine. Ecco. Forse andiamo in chiusura. Sì. Basta, non siamo riusciti a dirvi tutto, però Sì, infatti. No, prossima volta. Devo dire anch'io due cose. No. Vorrei solo dire un'ultima cosa, sì. Ci teniamo a quello che accennava prima Giulia, questa guida che stiamo distribuendo nelle municipalità. Avremo ancora 2 incontri, 3, uno lunedì prossimo a Lidio Pelestrina, uno nella municipalità di Chirignago e Zellarino il 4 dicembre e poi faremo un incontro il 6 dicembre in biblioteca nostra del Centro Donna. Sono quindi incontri aperti alla cittadinanza, li abbiamo già fatti a Marghera, Mestre, Candiani, Venezia e Favaro. Sì, il 6 dicembre a Villa Franchina alle 6 mi sembra, poi casomai diamo il volantino. Sono degli incontri laboratori, quindi non è un convegno, andremo a lavorare insieme alle persone su questa guida che abbiamo elaborato perché l'idea è che ciascuno di noi possa fare la differenza e tutte e tutti possiamo essere d'aiuto a una collega, a una vicina di casa. E in questi giorni tutti ci chiedono quali sono i segnali per accorgersi di una relazione. Ecco, non lasciamo però le donne da sole a riconoscere questi segnali perché altrimenti è di nuovo tutta la responsabilità di un'unica persona. Siamo tutte possibili attori, no? Attrici di queste situazioni, quindi se ci ragioniamo insieme, magari nel momento in cui vediamo qualcosa di strano, la nostra pancia ci fa sentire che ci sono delle emozioni brutte, no? Che circolano, possiamo attivarci e sappiamo magari cosa potremmo dire, cosa potremmo magari non dire per agevolare o meno quella donna, quella signora. Sì, come per le donne maltrattate ci sono degli uomini maltrattanti, quindi, e degli uomini che non lo sono. Quindi voglio dire anche gli uomini che non lo sono possono agire nei confronti di altri uomini e quindi il fatto che i segnali della violenza possono essere letti anche nell'altra direzione. Quindi se una persona è troppo controllante forse magari qualcosa glielo posso dire, come amico, come vicino di casa, cioè mostrare che quegli atteggiamenti non sono accettabili. Scusate. Due cose. Intanto io ringrazio moltissimo, ho apprezzato moltissimo la relazione dell'ex giudice e evidenzia degli aspetti problematici, ma mi pare di tipo strutturale, insomma anche il numero e la competenza per poter affrontare il compito, insomma, che la magistratura ha. E apprezzo moltissimo l'intervento. Io vengo fuori dai servizi, quindi io particolarmente sono sensibile, voglio dire, a chi si occupa professionalmente dei casi. E apprezzo l'ultimo discorso, che siamo tutte, no? Perché nella mia lunga carriera anche professionale molti casi di donne maltrattate vengono attraverso, per esempio, la scuola, perché i ragazzi, i bambini hanno dei comportamenti di disagio, no? Avvengono in tante modalità. Io ho lavorato più di 40 anni e posso dire che è cambiata un po' la cultura, perché
anche il fatto che molti anni fa le forze dell'ordine erano un po' meno sensibili al tema, erano quasi tutti uomini di un certo tipo, non formati, e spesso alle donne che noi inviavamo la risposta era ma sì, cerca di portare pazienza o cose di questo tipo, ecco. Io credo che ci siano altre tantissime cose da dire. Allora, due cose per quanto riguarda lo SPI. Uno, che vi ricoinvolgeremo senz'altro anche in approfondimenti. Secondo, che lo SPI intenderebbe avere delle collaborazioni più strutturate con i centri antiviolenza per poter diffondere la conoscenza che ci siete, perché mi pareva di aver capito che solo il 5% si rivolge a delle strutture, no? Quindi noi vorremmo fare una campagna di promozione, no? E anche di sensibilizzazione, perché noi abbiamo più di 100 collaboratori nel territorio del veneziano, nel metropolitano, che potrebbero essere un po' aiutati anche a conoscere meglio questo tema e ad accompagnare anche con molta leggerezza, ognuno il suo, insomma, no? E anche con una campagna eventualmente di utilizzo di materiale informativo. Quindi preannuncio che vi contatteremo ufficialmente come SPI metropolitano a riguardo. E io non dico altro, insomma, vi ringrazio moltissimo e andiamo avanti tutti insieme. Grazie. Qualcosa devo dire, se non che ringraziare proprio tutti e tutte. Stiamo attenti a tutti i segnali, non sottovalutiamoli e reagiamo il prima possibile a questo, non arriviamo alla fine del percorso. Vi aspettiamo ancora domani alle 16, sempre qui, sperando che sarà un po' più riscaldato, sì, sicuramente, e parleremo di un altro tema che ci preme moltissimo, quello dell'uso del linguaggio e come anche il linguaggio e le immagini possono ferire due volte, ovvero come vengono raccontati gli episodi di violenza e come vengono anche fotografati, visto che abbiamo utilizzato questa arte visiva qui. Grazie a tutti e vi aspettiamo domani. Ciao.